che puoi parlare più di tanto, perché con i militari, sappiate o non lo sappiate, c'è poco da scherzare. È mio cognato che è più contrario a queste interviste, e sono loro, io guarda, i figli sono loro e la moglie, io cioè capite, sono il genero, però a me non è che vedono loro cosa devono fare, no? Non è che io potrei dirvi qualcosina così, ma non. Cioè. Quando si tratta appunto di parlare base militare, nessuno si fa avanti, troviamo grosse difficoltà. Ma io non sono del telegiornale, sto facendo un documentario A per, me di quello che sta facendo lui non mi sbatte un cazzo, detto in poche aiutare, parole. O ne esce da solo o lo faccio uscire io. stiamo cercando di fare un documentario su Villa Puzzi. Ancora insiste? Ma non sono nel suo terreno, no? Questo è dentro il mio terreno. Scusi, ora esco. E se anche fosse fuori nel terreno, se ne esca fuori. Guardi, io sono un cittadino italiano, lei non mi minaccia innanzitutto. Sono venuto qua da Lugano per fare un servizio A su me Villa da dove è Puzzi. venuto lì, non me ne fotte un cazzo, ho detto in poche parole. Se ne deve andare a mezzo ai coglioni. E basta. Il mio socio era lì che lavorava e in pratica lanciavano questi missili e loro erano addetti al recupero e li pulivano lì dentro, addirittura trovavano tutte queste polveri dopo questi lanci, e sa cosa c'era dentro. E il mio socio con questi della elettronica erano addetti alla pulizia di questi missili. Dopo che era stato sparato, poi recuperato, li pulivano lì sicuramente senza nessuna protezione. Era una cosa, non lo so proprio, guarda. È morto a febbraio, a marzo dovevamo entrare in pensione. Figurati, non ho fatto il tempo neanche a prendere la pensione. O la gente certo che un po' di paura ce l'ha, non è che, però sai, avete capito cosa vuol dire? Se la gente sa che qua c'è questo problema di questo uranio, qua non viene più nessuno anche d'estate, qua c'è anche il turismo si blocca.